Torino, 13 ottobre 1996, ore 14:45. Eclissi di sole, il mondo si ferma. Ore 16:55, il mondo ha ricominciato a girare. Che palle. Vaffanculo! Era tutto un complotto. Mio padre, la colazione, la scuola, quelli sul tram, quelli a piedi, i marciapiedi. Tutti con lo stesso obiettivo, rovinarmi l'esistenza, fregarmi. E io cercavo di fregarli a modo mio. Come? Ero libero. Libero! Libero nel senso che non avevo un cazzo da fare, ecco. Mi piacevano i libri perché nei libri tutto è chiaro e bello anche quando è brutto. Mi spiego? Mi spiego. Quelli che ti fanno stare male bene. Anzi, più ti fanno stare male e meno male sto. Mi sono spiegato? No. Il fatto è che nei libri con le donne, ad esempio, succedono cose fantastiche. Uno sguardo e lui e lei si mettono insieme per tutta la vita. O per una notte che vale come una vita, grandioso. Sì, tu prova a farlo nel mondo vero e se non finisci in questura è già un miracolo. Che cazzo vuoi? Tanto finirai per sposarti con un commercialista. Aria. Non vedi che è già tutto scritto nella tua vita? Aria. Bella. Io ti avrei fatta felice, forse. I miei coetanei, dicevano i giornali, cominciavano col sesso orale a 14 anni. Avevano rapporti completi a 16, a 18 delle donne ne avevano le palle piene e diventavano o impotenti o serial killer. Per evitare danni a me e agli altri, io ero vergine, così almeno non dovevo preoccuparmi dell'eiaculazione precoce. I Savoia avevano fatto tutto quel casino, il coso lì, il risorgimento, per mollare questa città e andare a Roma. Invece io a Torino c'ero tornato dopo 15 anni a Roma con mia zia e non avevo in tasca una lira. Mia madre era ancora malata di nervi, ma adesso, dicevano i dottori, socializzava. Con me e con mio padre no di sicuro. Oh Walter, a me cerca di stare allegro te che sei giovane, io buono. Allegro un cazzo, papà, ma se il grigio gli restava attaccato addosso alla gente del mio quartiere, tipo una bronzatura al contrario. Allora saltavo di nuovo sul tram e riprendevo i miei giri in centro. La mia consolazione erano i commessi. Adoravo i commessi. Anche se prendevano uno stipendio, quella era gente che stava peggio di me.